Buonasera a tutti. Mamma che capelli! Come stiamo? Come state? Come avete affrontato la settimana dall'ultima diretta? Che cosa mi raccontate di bello? Eccomi di nuovo disponibile per una mezz'oretta per rispondere gratuitamente alle vostre domande con le Sibille. Io mi chiamo Hildegarda, se ancora non mi conoscete, mi occupo di radionica, radiestesia, tarologia, ermetismo, astrologia, quindi sono parecchie le discipline. Ho condiviso insieme col Marietto tantissimi lavori di divulgazione e a proposito di questo vi invito ad andare a vedere il nostro sito internet www.ilcapitano.altervista.org. Attraverso questo sito potrete effettivamente scaricare moltissimo materiale che nel corso degli anni abbiamo aggiunto, che è scaricabile in formato PDF, quindi materiale di crescita spirituale, materiale per lavorare in prima persona su quelle che possono essere le situazioni difficili della vostra vita, i vostri blocchi, le disarmonie. Abbiamo veramente divulgato moltissimo, non solo con i circuiti radionici, ma anche con altre dispense che si occupano proprio di sviluppo personale, di studio cabalistico, di meditazioni, di prime tecniche di difesa. Quindi c'è veramente molto, molto da scaricare, da studiare, da vedere, non solo sul sito che ricordo www.ilcapitano.altervista.org, ma anche sui nostri canali YouTube. Il canale YouTube del Marietto Veneziano e il mio canale YouTube li trovate con i nostri nomi, quindi se cercate Hildegarda troverete il mio canale YouTube, iscrivetevi, sostenete i nostri canali YouTube, quindi cercate anche il Marietto Veneziano e soprattutto come visualizzerete tutte le grandi condivisioni che abbiamo fatto nel corso di questi anni nei vari canali, cercate le playlist. Noterete, io sul mio canale YouTube ho oltre 900 video. Buona parte sono dedicati alle dirette che nel corso degli anni ho mantenuto a ritmo regolare, quindi raramente, anche se è capitato di saltare, soprattutto nell'ultimo anno, però raramente ho lasciato indietro persone che avessero bisogno della mia presenza, di una mia risposta, quindi cerco sempre di mantenere con costanza questo contatto, questo filo diretto con voi. Quindi vi ripeto, il sito www.ilcapitano.altervista.org, i nostri canali YouTube, quindi i nostri canali YouTube del Marietto Veneziano, da cui tra l'altro in questo momento sto trasmettendo in diretta, il mio canale YouTube, si chiama Hildegarda, da cui sto trasmettendo in diretta, quindi se non l'avete ancora fatto iscrivetevi sia al canale YouTube del Marietto Veneziano sia al mio canale YouTube, il nostro sito internet e, perché no, anche il gruppo Facebook. In realtà abbiamo creato, sviluppato e portato avanti 2 gruppi nel corso degli anni, abbiamo collaborato anche con altri gruppi. I nostri gruppi però si chiamano Radionica, Radiestesia, Tarologia ed Ermetismo e l'altro che è ormai diciamo un po' meno affollato, i Casti Sacerdotali. Sono 2 gruppi attraverso cui divulghiamo materiale esclusivo, quindi non facciamo copia e incolla da link o cose esterne, tutto materiale scritto e sviluppato nel corso del tempo da noi. Anche i link a quelli che sono i nostri video sono sempre comunque materiale di nostra produzione, quindi ci tengo moltissimo e soprattutto è un modo con cui potete approfondire le discipline di cui ci occupiamo. Bene, vi ricordo che attraverso la diretta vi è possibile ottenere una risposta, quindi una risposta a quello che può essere un vostro dubbio, il bisogno di vedere magari qualche aspetto che non vi è chiaro, magari nella vostra relazione, nello sviluppo del vostro lavoro o qualsiasi altra cosa che in questo momento vi metta di fronte a delle difficoltà, a anche solo una grande curiosità. Bene, formulate la domanda, scrivete il vostro nome e la vostra data di nascita, la domanda formulata chiaramente, quindi scegliete un argomento, niente domande generiche possibilmente, non lasciate tipo come sarà la mia vita nel prossimo periodo, troppo generica per le sibille, diciamo una domanda che potrebbe aprire troppe modalità interpretative, quindi lasciarvi forse perfino più in dubbio di quando avete formulato la domanda. È importante scegliere un argomento specifico, per esempio
Se state affrontando un periodo travagliato nella vostra relazione sentimentale, mettete il vostro nome, la vostra data di nascita, spiegate che ne so, sto insieme a Matteo, facciamo un nome a caso, da 5 anni, ultimamente io vorrei che andassimo a convivere, ma lui sembra titubante, che cosa desidera veramente fare, quali sono le sue intenzioni, Matteo è nato il bla bla bla, io nata il la la la. Ok, questo è l'esempio, un esempio. Questioni lavorative? Bene, scrivete se state cercando lavoro o se siete già impiegati, ma che ne so, aspettate la famosa promozione o ci sono delle tensioni con un collega in particolare, quindi date le specifiche. E più è precisa la domanda e più articolata in modo chiaro la domanda e più anche la risposta sarà precisa e di aiuto, ovviamente, perché il mio obiettivo è quello di darvi una mano. Allora, quindi formulate la domanda per come vi ho dato istruzioni, non rispondo in ordine perché il vostro ordine non è l'ordine che vedo io attraverso la piattaforma da cui sto trasmettendo, perché io trasmetto adesso contemporaneamente da 3 canali diversi, quindi probabilmente l'ordine delle domande che compare a voi dal canale da cui mi seguite non è quello che vedo io. Quindi non temete, non salto nessuno, non faccio preferenze, anzi dico sempre spazio ai nuovi. Ci tengo che tutti abbiano l'occasione di conoscere Marietto, di conoscere la sottoscritta, di avere l'opportunità di ottenere come tutti una risposta gratuita, quindi lo spazio è concesso a tutti e diciamo così, la priorità la diamo proprio alle persone che ancora fino ad oggi non hanno avuto questa possibilità. Ovviamente non significa che non risponderò mai più alle vostre domande. Nei casi in cui non dovessero esserci domande di persone nuove, io ovviamente scelgo fra le domande presenti, quindi avete sempre il diritto di porre la vostra domanda, ma ve lo dico perché non vi amareggiate se vedete che scelgo qualcun altro. In ogni caso, martedì prossimo io sarò ancora qui, 19:30 sempre presente, quindi ragazzi se non va oggi ci sarà un'altra opportunità, quindi non demordete e siate tranquilli, fiduciosi che la Hilde c'è per tutti, c'è sempre. Bene, detto questo, vedo qua. Allora, per esempio, vi faccio questo esempio qua. Io qui non capisco niente, non capisco chi sia. Ho bisogno che se vi collegate dal canale Facebook e quindi dal nostro gruppo, prima di entrare nel link della diretta, lì dove vedete il post della diretta sul canale YouTube, scusate, su Facebook, quindi gruppo Facebook, il post della diretta, prima di entrare, quindi di entrare nella diretta dove Facebook trasmette i video, dal post all'interno del gruppo c'è un link in alto. Il link cita testuali parole www.streamyard.com/Facebook. Cliccate questo link, vi si apre una pagina, dovete confermare l'autorizzazione a Facebook tramite StreamYard di pubblicare il vostro nome, quindi l'autorizzazione di pubblicare il vostro nome e i vostri commenti. È un'autorizzazione che darete solo la prima volta, poi non sarà necessario ripeterla. Una volta fatto potrete chiudere la finestra e entrare nella diretta e a quel punto io vedrò chi mi sta ponendo la domanda. Qui non capisco niente, mi dispiace anche perché non posso salutare questa persona, la saluto lo stesso, però non posso rispondere a questa domanda. Quindi cortesemente fate questo semplice passaggio che si fa una volta sola, poi non dovrete ripetere più. Bene, detto questo, intanto saluto tutti i partecipanti della diretta di questo momento, anche quelli che si collegheranno in un secondo momento. Grazie, grazie, grazie sempre per seguire il canale, per sostenere il nostro lavoro, per non lo so, consultarci privatamente. Cioè, grazie per tutto la fiducia che ci attestate e dimostrate costantemente. E grazie anche perché è una piccola famiglia che cresce e non è più tanto piccola. Anche sul nostro gruppo Facebook ormai siamo oltre 4.000 iscritti e questa è una cosa molto bella. Sul mio canale YouTube siamo oltre 4.700 iscritti, quindi anche questo è molto bello. Grazie e soprattutto grazie anche per le persone che comprano i nostri libri, sia nella versione book sia nella versione cartacea, quindi grazie sempre, ci teniamo, insomma, comprendiamo che vi state impegnando, vi impegnate anche per migliorare le vostre vite. Quindi molte sono le risorse gratuite, ho già detto, andate sul nostro sito www.ilcapitano.altervista.org,
moltissimo il materiale che abbiamo divulgato anche tramite i nostri canali YouTube, quindi anche materiale video. Spesso i video servono di pari passo a approfondire, a spiegare gli argomenti contenuti nelle dispense del sito, quindi se per esempio siete ai primi approcci con la radionica, con la radiestesia, scaricate tutte le dispense gratuite, tutto il materiale che abbiamo caricato nel corso degli anni sul sito. Se avete dubbi, perché magari le spiegazioni sulle dispense sono brevi, ma l'argomento vi piace interagire con le onde di forma, vi piace pensare che si possa fare qualcosa invece di subire, no, le influenze, le interferenze, ma magari si può fare qualcosina in prima persona, bene, andate anche sul canale YouTube, cercate nelle playlist, cercate i video, approfondite, incuriositevi, fatevi bruciare dentro da quella passione, il fuoco ardente, dal desiderio della conoscenza. È importantissimo, perché abbiamo una grande responsabilità, prima di tutto nella nostra vita, ma prima di tutto nel fare ordine nei nostri pensieri. Questo è importantissimo, l'abbiamo scritto, detto, sbandierato in tutti i modi possibili. La mente è la chiave ed è lì che fin dall'inizio anche i primi e i più grandi iniziati hanno fatto lo stesso percorso. Nel Tempio c'era scritto conosci te stesso all'entrata e quando varcavi la soglia e ti giravi, l'altro lato della trave c'era e conoscerai il mondo. Quindi è importante, importantissimo comprendere i meccanismi che fanno leva sulla nostra personalità, che ci attivano, che ci fanno reagire come dei robot, quindi pensiamo di essere quella persona, pensiamo di avere ragione, pensiamo che sia così. In realtà è un meccanismo, un automatismo, non facciamo che rispondere e reagire continuamente a degli stimoli. Possiamo definirli stimoli planetari, possiamo definirli stimoli astrali, ma non siamo l'io. L'io è diverso ed è qualcosa di molto più forte di quello che pensiamo, non è qualcosa che si lagna perché quella cosa non va, non è qualcosa che ha paura, l'io è fortissimo, ma lo dobbiamo liberare dalla catena dell'ego, lo dobbiamo liberare da quelle strutture che lo incastrano. Come si fa? Il lavoro sul sé è l'unica risposta, la conoscenza dei propri pensieri, l'ascoltare il loop del nostro chiacchiericcio. Quindi quando cominciamo a sentire la canzone che facciamo suonare nella nostra testa, che non è quella alla radio che ci rimane, no, i nostri pensieri, le nostre convinzioni, quello che noi crediamo, quello definisce la realtà che vivremo, definisce anche chi siamo e chi sembriamo agli occhi degli altri. Quindi è importantissimo, la prima e più potente chiave è la nostra mente. Questo lo sanno molto bene dai piani da cui continuano a condizionarci costantemente con i loro martellamenti, con le loro pubblicità, con la ripetizione di certe notizie, per esempio. Quindi stanno costruendo una mente che non è la nostra, ma la mente non è soltanto quello che viene appiccicato dalla reclame, dalle pubblicità, dai telegiornali, dai giornali, dalle notizie. La nostra mente è anche la risulta della trasmissione genetica, è quello che abbiamo accumulato nel corso di un'esperienza di una vita, è quello che abbiamo accumulato nel corso di esperienze di tante vite. Pensate quanto c'è nel bagaglio del nostro subconscio, c'è un mare di roba da risistemare, da riorganizzare, da pulire. Quindi lavorate su di voi, è una cosa che vi restituirà tantissimo benessere, tantissima. E la cosa più importante che abbiamo, è la prima, più potente e grande magia, è dentro, perché questo mondo fuori non è che un grande computer che interagisce con i nostri input. È chiaro che però i nostri input sono il software che abbiamo dentro. Faccio questo paragone perché è calzante e per il principio di coerenza quello che è vero qua ha una corrispondenza in alto e quello come funziona in alto c'è la corrispondenza in basso. Quindi quando c'è una coerenza, quando c'è un esempio calzante e lampante che può essere replicato in tante direzioni, significa che c'è un modello, un archetipo, qualcosa che è per forza vero. Quindi la struttura di un computer è il mondo in cui siamo contenuti, qualcuno lo potrebbe anche definire la Matrix, quindi siamo perfettamente dentro questo sistema. Il nostro corpo planetario e quindi anche la struttura mentale che ereditiamo anche grazie alla genetica, grazie al nostro karma, all'esperienza di cui abbiamo bisogno nel corso di questa vita, risponde a determinati impulsi. Come facciamo a fermare questa meccanicità?
dobbiamo scoprire cosa ci raccontiamo, cosa ci emoziona, cosa ci spaventa, cosa ci blocca, cosa ci fa andare avanti. Quando troviamo quelle ripetizioni, quando troviamo quelle leve, diventiamo noi pianisti, noi programmatori, per restare nell'esempio del software e del programma e di questa grande matrice nella quale siamo immersi. Quindi a quel punto si comincia veramente a vedere la luce in fondo al tunnel e si comincia a cambiare le cose. Se non ce la fate da soli, allora gli strumenti non mancano. C'è la radionica, c'è la radiestesia, ci sono i sigilli salomonici, c'è la ritualistica, c'è moltissimo, ma niente è potente come il lavoro sul sé. E quindi spesso quando si inizierà un percorso anche per aiutarvi a sbloccare le vostre difficoltà, i vostri blocchi o le situazioni che si sono ingarbugliate nel corso della vita, è obbligo, non consigliato, è importantissimo lavorare su di voi, perché non vi reinfiliate in cose simili magari in un secondo momento, o quando i cicli planetari vi suggestioneranno nuovamente in quella direzione. Quindi noi dobbiamo uscire al di fuori di questi schemi e riuscire a sventrarli, a fare qualcosa che ci tiri fuori dalla nostra meccanicità. Quindi questo è importantissimo. E come si fa? Si parte dallo studio della propria data di nascita, si parte dallo studio dei propri pensieri, l'auto-osservazione. È importantissimo tutto questo percorso e ogni cosa che farete per voi, ogni tempo, energia, risorsa che investirete su di voi vi resterà attaccata sempre. Quindi anche quando ci contattate perché volete legare a voi Tizio, Caio, Sempronio, sappiate che la vera magia è dentro di voi. Se pensate di aver perso quella persona, l'avrete persa, probabilmente il vostro pensiero non farà che creare questa realtà. E allora bisogna cambiare dentro, è importante. Io ho divulgato tantissimo anche in questa direzione sul mio canale YouTube, ma ci sono, se avete bisogno di me in privato, è chiaro che in privato il tempo, il tempo, è la risorsa più importante che abbiamo ed è importante anche per me. Per questo chiedo sempre un piccolo contributo per il mio tempo, però io ci sono e ci sarò se avrete bisogno di me. Ma ora veniamo alle risposte, perché vi ho fatto il pippone più lungo della storia del canale YouTube della Hilde e perfino del canale YouTube del Marietto, per non parlare del nostro gruppo. Quindi cominciamo a rispondere, per esempio, ad Alessandra. Altra cosa, se venite scelti, come in questo caso Alessandra, mi aspetto che immediatamente, almeno per quello che immediatamente è il tempo di replica delle connessioni, mi scriviate ci sono. Non amo monologare più di tanto, soprattutto quando interagisco con qualcuno. Mi piace che questo qualcuno ci sia, mi piace che mi dica che è presente e soprattutto mi piace che se faccio una domanda mi risponda. Quindi possiamo in qualche modo parlarci e scambiare le nostre riflessioni. E altra cosa, mi raccomando, un commento solo che contenga tutte, non che cominciate a scrivermi, poi premete invio, poi e io devo ricostruire un puzzle in mezzo ai tanti commenti. Per favore, formulate tutto in un unico commento. Bene. Alessandra ci sei? Alessandra 1, Alessandra 2, facciamo come Alessandra 3. Bon, Alessandra non ha risposto. E allora a questo punto scelgo un'altra domanda. Vediamo se la via maestra Dea Luce Naumai me, vabbè, vediamo se... Ah, Alessandra ha detto che c'è. Benissimo. Allora, vediamo, visto che finalmente Alessandra è riuscita a scrivere. Scusate. Perdonatemi, allora rispondo ad Alessandra. Dunque, ciao, vorrei sapere se riuscirò a cambiare lavoro. Sto cercando un lavoro più stabile, 26 gennaio del 77, grazie mille. Quindi sta cercando un lavoro più stabile. Cambiare lavoro significa che sta lavorando. Vediamo cosa ci dicono le sibille per Alessandra. 26 gennaio del 77. Ok. Allora, mi raccomando, se scrivete la domanda, restate in attesa di capire se siete stati scelti. Se siete stati scelti, subito scrivete ci sono, così non si perde tempo. Allora, ok, la via maestra ha detto che c'è, quindi sarai la prossima a cui risponderò. Resta lì. Allora, Alessandra, 26 gennaio del 77. Vi ricordo in ogni caso martedì prossimo alle 19:30.
ok? Sto cercando un lavoro più stabile. Vediamo cosa ci dicono per Alessandra. Allora, è un bel taglio. Al solito io confido nel sole, che però a questo orario comincia ad andarsene. Ok. Ho acceso un attimo una luce, quindi il taglio annuncia anche la possibilità di fare dei colloqui o di riprendere degli studi su qualcosa che amavi già, quindi occhio perché si muove qualcosa, qualcosa che può essere effettivamente anche importante per te. Vediamo un po'. Allora, ascolta, riguardo il lavoro, nella linea del passato, Alessandra, viene una proposta che ti deve probabilmente è stata fatta da una persona, vedi che compare il Gran Signore, quindi una persona anche di una certa levatura o un imprenditore o comunque qualcuno che aveva una certa importanza o quantomeno... Ehi, Achille! Ehi, basta! Una persona che insomma aveva importanza, credibilità o comunque altolocata. Questa proposta però, che ti ha creato molte aspettative, in realtà non è andata in porto o comunque era basata sul nulla, ci sono state delle situazioni come illusorie e poi una serie di ostacoli e difficoltà. Quindi io vedo questa cosa bloccata e probabilmente hai confidato per un periodo in quella direzione, ci credevi o quantomeno ti era stata proposta come, o sottoposta come qualcosa di interessante. Ora la situazione è un pochettino bloccata, forse da una parte c'è anche quella vulnerabilità, quell'instabilità che ti dà un po' pensiero, però attenzione, sta per arrivarti qualche bella notizia. O è una situazione che si va a sbloccare e potrebbe essere legata a quella già annunciata o diciamo così segnalata nel passato per te, oppure è una notizia importante che apre dei risvolti piuttosto significativi. L'unico problema che ci sarà probabilmente proprio nel tipo di contratto. Potrebbe non essere un contratto a tempo indeterminato, potrebbe essere una cosa a tempo, potrebbe anche essere un qualcosa che per qualche motivo si sviluppa in tempi non proprio, come dire, non il classico tempismo ideale, quindi potrebbe esserci qualcosa che ti metta di fronte a qualche dubbio, qualche rimpianto, quindi attenzione, però tutto sommato qualcosa si muoverà, quindi qualcosa si sblocca, si smuove qualcosa. Sicuramente dovrai veramente valutare al meglio questa opportunità, perché io lo vedo che senti o comunque c'è una responsabilità per te legata forse al mantenimento della tua famiglia o anche solo dei tuoi figli, il mantenere una certa condizione, quindi si vede che c'è da riflettere e quindi farai bene attenzione a tutto quello che ti verrà sottoposto o richiesto nei termini lavorativi, ok? Valuta bene perché in ogni caso la carta del ladro annuncia un po' che c'è qualche cosa poco chiara o che può essere rigirato qualche aspetto della proposta che ti verrà fatto. Quindi probabilmente se ti viene promesso un compenso, poi attenzione, perché magari non è così. Oppure magari ti viene chiesto dell'orario in più, oppure all'ultimo minuto c'è qualche situazione, qualche persona che si inserisce al posto tuo o che cercherà di sottrarti questa opportunità. Quindi attenzione, o è il lavoro stesso che ti propongono che ti può sottrarre impegno e tempo da dedicare alla tua famiglia. Quindi attenzione. Quello che però si vede poi nell'esito è che un collega, un ragazzo giovane che comunque fa parte delle persone che conosci, probabilmente o ti verrà presentato oppure sarà lui a presentarti qualcuno, però presentarti qualcuno, ma perché? Perché evidentemente si apre qualche spiraglio lavorativo, però il problema sarà la lontananza
e secondo me lì quello sarà un deterrente, perché nella lontananza comunque ci sono dei costi indiretti e ci sono anche delle cose a cui dovresti in qualche modo rinunciare. Quindi bisogna fare attenzione anche al fatto che magari qualcuno ti procurerà anche una delusione, quindi attenta. Però insomma a livello lavorativo qualcosa si muove, ma non vedo ancora quella stabilità che cerchi, quindi valuta bene se valga poi la pena sostituire l'incerto che hai già con l'incerto che ancora non conosci, ok? Non è ancora il tempo di cose che poi veramente si finalizzino, non ancora per il momento. Considera però che la stesa, e lo dico sempre, lo dico durante tutte le dirette, la stesa può parlare di quelli che sono magari i prossimi mesi. Quindi, scusate, i prossimi mesi, quindi magari lo sviluppo avviene abbastanza in fretta o comunque nell'arco di qualche mese. Prego Alessandra. Allora, vediamo un pochettino. Vediamo l'altra domanda che avevo detto, la via maestra, a cui ho già detto di restare collegata, eccola qua. Perfetto. Anna Maria, 16 agosto del 71. Volevo sapere cosa fare perché ho un conflitto con mio figlio Sasha, 18 ottobre del 2010, aggressivo nei miei confronti, mi risponde male, insomma non c'è modo di comunicare. Ok, allora vediamo che cosa suggeriscono le sibille per te e cos'è che magari sarebbe bene fare nei confronti, insomma, della situazione con tuo figlio. Vediamo un po' cosa ti suggeriscono le sibille. Allora, è chiaro che il primo punto da tenere in considerazione è l'amore che nutri nei suoi confronti. Il problema è che magari lo idealizzi. Mm. Allora, guarda cosa dicono le sibille. Quindi, ok, che ci sei, bravissima. Quindi vedi la situazione del presente, poi dopo andiamo indietro, però guarda la situazione del presente. Ammalato, questo è abbastanza chiaro da solo, c'è un malessere, può essere una depressione, può essere un qualcosa che non è stato diagnosticato correttamente, che potrebbe anche essere un disturbo dell'attenzione o una qualche forma che andrebbe valutata. Il domestico è un figlio, non è più piccolissimo, quindi rientra, diciamo così, nel ragazzo adolescente. Il militare, l'aggressività, gli attacchi, la conversazione, gli attacchi verbali. Guarda come l'hanno descritta la situazione, le sibille. Io le amo, non so se l'avete capito, ma le amo tantissimo. Sono amiche infallibili e sono straordinari. Veramente cercano sempre di dire con le loro immagini e a entrare in profondità nelle situazioni. Quindi effettivamente anche per te è difficile adesso capire da dove arriva la sua aggressività. Probabilmente, se andiamo indietro, c'è qualcosa che ci dà un'indicazione. Poi vediamo come lo devi seguire questa cosa. Pensiero, viaggio, amore, amante, bambino. Cos'è cambiato? Cos'è cambiato per tuo figlio in un modo che sembrava bello, ma che in realtà lo ha segnato nei primi anni? Questa è l'origine, c'è qualcosa qui. Adesso guardiamo avanti. Fortuna, messaggero, donna di servizio. Allora, sicuramente quello che ci stanno dicendo è di non dormirci su, devi sicuramente cominciare a fare qualcosa. È segnalata una svolta. Quando c'è la carta della fortuna vuol dire che avverrà un qualcosa che ti darà una mano in questa direzione, però tu ti devi dare da fare, devi cercare e devi cercare informazioni, notizie, persone. Quindi
entrare in contatto con chi potrebbe aiutarti con lui, perché qua si tratta di farlo parlare con qualcuno. Devi portarlo e accompagnarlo in questo percorso. Probabilmente lo dovrai sottoporre ad alcuni colloqui, potrebbe essere importante cominciare fin da subito, magari con un psicanalista dell'infanzia, un terapeuta dell'infanzia, qualcuno che ti aiuti a capire i meccanismi di questo ragazzo, ti aiuti ad ascoltarlo nel modo corretto, ma attenzione, non è che da qua significa che pace, amore, volta all'altra guancia e gli permetti di fare tutto quello che gli va. No, quello che stanno dicendo le sibille è di non sottostimare questa aggressività e il malessere che c'è nascosto dietro, e probabilmente il primo passaggio è parlare con qualcuno che possa diagnosticare quello che è, se è un disturbo depressivo, se direte ma a 13 anni ha una depressione, è possibile, è possibile, è possibile perché i ragazzi moderni vivono alienazioni costantemente, gli infiliamo il cellulare da quando hanno 4 anni, basta che li teniamo buoni con Peppa Pig e ci fanno mangiare la pizza al ristorante tranquilli, e vi assicuro che da lì comincia un percorso di miopia, scoliosi, problemi ai piedi e rincoglionimento. Sì, l'ho detto veramente, rincoglionimento di sti ragazzi. Quindi purtroppo tra quelli che li facciamo diventare e quelli che non ci accorgiamo perché li trattiamo come degli stupidi fin dall'inizio, a volte hanno dei problemi e quindi non sanno come gestire il cumulo di energie che hanno, ne hanno tante, ma non riescono a esprimerle nel modo corretto perché non gli abbiamo insegnato a parlare. Quindi adesso lo dovrai portare a parlare con qualcuno, qualcuno che ti possa dire che cos'ha, se non ha niente, è solo un disturbo, e allora ti darà gli strumenti per aiutarlo, ma se ha qualcosa che non gli è stato riconosciuto, allora ti puoi indirizzare da qualcun altro. Io vedo che la situazione magari ti metterà un po' di tormento, ci vorrà un po', però vedi che ce la fai. Quindi insisti, seguilo e soprattutto trovagli un modo per scaricare giù la potenza che ha e che accumula e che non ha modo magari di esprimere nel modo corretto. Questo sembrano dire le sibille, va bene? Ok, allora detto questo, vediamo ancora una domanda per questa sera, vediamo un po'. Vediamo un pochettino che domande ci sono. Allora, vediamo un po' questa. Emanuela, intanto Emanuela, 15 settembre 69, sto portando avanti un nuovo lavoro, ne svolgo 2, faccio bene a proseguire sulla strada nuova, grazie. Quindi vediamo se Manuela ci sei, rivediamo se mi rispondi, altrimenti passerò a un'altra domanda. Manuela, ci sei? Allora, grazie a te e in bocca al lupo per tuo figlio, ok? Allora, Manuela nel frattempo non ha risposto, Emanuela con la E comunque non ha risposto anche con la E, vediamo un po' di rispondere a un'altra persona, vediamo un pochettino. Stasera tantissimissime domande, anche se non vi sembra, perché magari voi vedete solo quelle dal canale dove vi siete collegati. Proviamo un po'. Simona, ci sei? Simona? Simona, Simonetta, ci sei? Ok, scrive che c'è, benissimo. Simonetta, 28 dicembre 69, Giovanni, 14 novembre 67, quali sono le sue intenzioni su di me? È innamorato. Allora,
Per favore, Simonetta, dimmi subito, visto che chiedi quali sono le sue intenzioni, da quanto vi frequentate, siete singoli entrambi, venite da precedenti matrimoni, dammi qualche piccola delucidazione, non perché io mi voglia fare i fatti tuoi, ma perché vediamo di interpretarle al meglio se vedo delle figure comparire. Quindi cortesemente aggiungi queste informazioni che ti ho dato mentre comincio a guardare le intenzioni che ha su di te e che sentimenti, insomma, prova nei tuoi confronti. Quindi vediamo Giovanni nei confronti di Simonetta. Ma allora, sicuramente c'è desiderio e voglia di condividere delle cose, organizzare delle cose, di fare delle cose. Quindi lui è una compagna. Ok. Quindi sicuramente lui anche percepisce la tua disponibilità, ma sembra anche abbastanza disponibile lui. Quindi andiamo avanti. Ma allora, diciamo così, che ci fosse una persona, le Sibille l'hanno detto già nella prima riga, quindi una persona con cui lui sta da tanto. Certo, il rapporto non è più felice, è un rapporto conflittuale, quello che ha, e sicuramente lui stesso nei tuoi confronti, almeno nella prima riga, non è che ha tanto le idee chiare, è un po' confuso tra l'attrazione ma anche la situazione che già vive con questa persona. Quindi sì, diciamo che un principio di attrazione c'è, queste sono carte che parlano di attrazione, di fisicità, però queste sono anche carte che ci dicono, insomma, non è che faccia poi i salti di gioia, ma perché secondo me vive già una situazione complessa. Al presente comunque lui lo vedo che insomma un pochettino le distanze le tiene, però vedo anche che c'è voglia di parlarti, di scriverti, di sentirti o comunque una bella disponibilità in quella direzione. Sarà la novità? Sarà che magari gli sembra di rivivere di nuovo magari qualcosina di eh, più bello rispetto a quello che sta già vivendo? Però guarda, sarà bloccato nel prossimo periodo, quindi più di tanto avanti non andrà. In ogni caso ci sono questioni che lui considera importanti, di interesse rispetto alla famiglia e quello che hanno costruito, quindi anche l'aspetto materiale della famiglia che ha già. E quindi anche se è interessato, comunque lui ha un ordine di priorità legato a quello che ha materialmente, ok? Le sue sicurezze, le sue cose, le cose legate alla famiglia. Quindi sì, io lo vedo interessato, non è che non lo è, però non lo vedo nemmeno lanciarsi e se si lancia non lo vedo interessato ad avere una relazione importante e seria, perché lui già considera di avere delle cose che a cui è aggrappato, che lui considera importanti. Quindi sì, sicuramente ci saranno delle occasioni in cui vi potrete confrontare e forse magari perché qua poi bisogna vedere anche lui con quali pretesti vi potete sentire, quindi se lui magari qui visto e considerato che sembra che lui parli di questioni economiche, magari è un commercialista, magari è un consulente fiscale, magari è un qualcuno per cui c'è una scusa per potersi sentire, però si vede anche che ha forti interessi nell'ambito familiare, quindi mh, anche quello fa la differenza per il grado di coinvolgimento. Di fatto poi più avanti forse tolta la diffidenza, la paura di essere controllati, di essere scoperti, comunque c'è la possibilità che ci sia una svolta più avanti, ma non è adesso, anzi adesso sì, magari ti scrive eccetera, però guarda che io lo vedo che non è che proprio è tanto sereno, è tanto tranquillo e poi lo vedo che si blocca e poi lo vedo che ci sono cose di famiglia o interessi più grandi, poi forse, quindi ci vorrà un po', ci vorrà un pochino Simonetta.
Bene, ragazzi e ragazze del canale, vi ringrazio tantissimo per aver trascorso questo tempo in mia compagnia. Vi ricordo l'appuntamento di martedì prossimo, sempre alle 19:30, su questa spiaggia, stesso mare, è il periodo dell'anno è più azzeccato per poterlo dire. Quindi buona serata, buon proseguimento e a martedì prossimo. Grazie.